Per oltre 2 mesi, 5 parchi di Mestre sono rimasti sotto stretta sorveglianza di un gruppo di volontari che hanno aderito all'iniziativa lanciata dal comune. Monitorati e controllati sia al mattino che al pomeriggio i parchi di Villa Manin, via Antonio da Mestre, via Einaudi, via Torre Belfredo e Villa Querini. E proprio in quest'ultimo polmone verde si sono registrate le maggiori criticità. Purtroppo è frequentato da personaggi straconosciuti qui in zona, fra clochard, fra spacciatori, senza tetto, disadattati. Purtroppo questi parchi sono abbandonati a se stessi, nonostante che l'amministrazione abbia fatto molto per recuperarli. Noi abbiamo fatto anche attività culturali, però purtroppo per colpa di pochi dopo ne pagano le conseguenze tutta una città. I bambini, pandemia a parte, ora che potrebbero divertirsi in questi parchi non vengono proprio perché sono frequentati anche da certi personaggi. Per esempio nella zona cani che l'amministrazione ha creato in Villa Querini, lì abbiamo riscontrato veramente tantissime siringhe, un cagnolino si è punto, una signora raccogliendo le deviazioni del proprio cane si è punta una mano, insomma, ci sono delle problematiche che ogni giorno affiorano. Fra l'altro, aggiunge, abbiamo anche ricevuto delle segnalazioni. Abbiamo riscontrato anche delle lamentele che i cittadini hanno voluto segnalarci, il lampione piuttosto che il marciapiede rotto, e noi abbiamo appunto preso nota di tutte queste annotazioni e poi abbiamo girato agli assessorati competenti tutte le problematiche. Dal 3 giugno intanto termina il lavoro di questi volontari che però hanno già annunciato di essere a disposizione del comune qualora avesse ancora bisogno di loro. Fra le possibili soluzioni, spiega, ci sarebbe quella di dare la gestione dei parchi ai cittadini che, aprendo e chiudendo, possono controllare e monitorare chi entra nelle aree verdi.